Un'altra combattuta partita per la pallavolo si è a Paragona, persa però per 3-1 dalle ragazze allenate da Stefano Miccoli, che hanno fatto sudare le proverbiali 7 camicie alla Sigel Marsala, che per maggiore esperienza ha avuto la meglio. La Sigel non ha cambiato nulla rispetto alla gara esterna con la vittoria a Sassuolo, mentre la SEAP Dallicardillo Aragona si presenta con il sestetto base inviato da Sestetto Micoli, Stival e Capitan Caracuta a formare la diagonale d'attacco, palleggiatore opposto Zec e Zakovic di banda, centri Cometti e Negri, il libero è Federica Vittoria. Ma io penso che ha fatto la differenza, sì, il primo set sicuramente, ma sono stati dei piccoli dettagli perché, come hai detto tu, il cuore non basta, dobbiamo metterci un po' di più anche in cose semplici che in questo momento non ci stanno riuscendo e crederci un po' di più. Siamo in difficoltà, è vero, però il primo e il terzo set sono stati secondo me la chiave che deve dare la svolta al nostro cammino, perché dobbiamo continuare a lottare su ogni pallone. Il secondo e il quarto sono dei set che non ci rappresentano, non dobbiamo assolutamente accontentarci di questo, quello che posso dire è che sono molto amareggiata, però dobbiamo ripartire dalle cose belle che abbiamo visto oggi. Le cose buone, cosa salvare da questa partita? Ah, guarda, di cose buone ce ne sono tante, ora a livello tecnico-tattico non ho la mente lucida per potertelo dire, però il nostro carattere si vede, quando ci siamo si vede, ci manca sempre qualcosa, quel qualcosa che non ci permette di portare anche un punticino in queste partite che comunque sono contro squadre forti, però io ripeto, secondo me dobbiamo ripartire da lì, crederci un po' di più e poi il nostro cammino deve continuare in questo modo, crederci su ogni palla e andare avanti, non dobbiamo mai mollare. Il secondo e il quarto set per me sono dei set, come ho detto prima, che non possono rappresentarci. Diciamo che il nostro obiettivo è appunto portare molta continuità, perché comunque stiamo venendo da una serie di vittorie e questo ci dà forza, ci dà morale per continuare a far bene. La Laguna è una squadra ostica perché comunque difende alla morte e aveva vinto la Berlino, non era facile perché magari era un periodo, appunto, un periodo difficile, le feste, c'erano mille pensieri, siamo stati bravi, penso, a rimanere in partita. Quarta vittoria consecutiva, 2 sotto la guida di Delmati, altre 2 sotto la guida di Baracci. Questo significa che il cambio in panchina non ha destabilizzato comunque l'ambiente mastrale? No, anzi, comunque siamo un bel gruppo, quindi a priori dell'allenatore comunque siamo riuscite a unirci ancora di più, magari questo poteva comportare un disagio. Non è avverato, anzi sono molto felice di questa squadra e secondo me può fare ancora meglio di questa partita, quindi speriamo.